Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua, in questo nuovo video. Stavo leggendo un paio di notizie per quanto riguarda il Cagliari, negli ultimi tempi ovviamente il punto focale, la stella cardine è l'argomento allenatore che sta tenendo banco in quel di Cagliari e tra l'altro è divertente vedere la mole di nomi, alcuni sparati secondo me anche un po' a caso, che girano attorno alla panchina del Cagliari, perché adesso è spuntato anche Maurizio Sarri. Così, de botto, senza senso, spunta Maurizio Sarri e a me fa ridere perché si vede proprio quanto per due click in più si possa arrivare a poi magari può essere che arriva effettivamente Maurizio Sarri, però faccio un po' fatica a crederci perché comunque Sarri diciamo che non guadagna pochissimo, come è giusto che sia, perché comunque è un ottimo allenatore, però ha uno stipendio abbastanza esoso e tra l'altro non vedo molta affinità con il presidente, non la vedo nemmeno con Juric, ma a livello di stipendio diciamo che Juric è un po' più abbordabile. Comunque, tralasciando questo, vi stavo dicendo, stavo guardando un po' di notizie, eccetera, eccetera, e mi è comparsa una, tra virgolette, finta notizia, perché lo sapevamo un po' tutti, che riguarda Petagna. Da quanto si legge, sembrerebbe che Petagna non verrà riscattato dal Cagliari. Non mi sorprende la cosa, perché comunque la stagione di Petagna è stata quello che è stata. Continuo a ritenerlo, secondo me, il più grande elemento mancante di questo Cagliari, perché a livello di caratteristiche fisiche era lui, secondo me, il giocatore perfetto, perché con una squadra che costantemente crossa dalle fasce serviva un giocatore alto, di stazza fisica, che aiutasse proprio la squadra con questa giocata, quindi facesse da boa, smistasse il pallone sugli esterni che poi andavano a, sull'esterno fondo campo, crossavano e lui rientrava in tempo per colpire la palla di testa. Così non è stato, purtroppo. Petagna nel Cagliari ha fatto molto più lavoro sporco rispetto ai gol. Di gol ne ha fatto soltanto uno, seppur comunque sia stato abbastanza pesante perché ci ha permesso di battere il Bologna in casa. Però è anche giusto così che le strade si dividono. Quindi Petagna tornerà a Monza e quindi credo che Djuric andrà via a rigor di logica, oppure si terranno Djuric e cederanno Petagna che magari andrà a trovare una nuova casa tra le neopromosse o quant'altro, staremo a vedere. Però l'argomento di cui volevo parlare non è inerente a Petagna in sé per sé, perché ripeto, lo sapevamo un po' tutti che questa storia sarebbe andata a finire così, ma volevo dare un'occhiata e fare un ragionamento con voi su una categoria a cui Petagna appartiene per, per caso, diciamo, perché Petagna è qui in prestito, però non è il solo ed unico giocatore che a fine anno andrà via, perché ci sono anche quelli che stanno in scadenza di contratto, quindi io oggi con voi vorrei andare a vedere i giocatori che andranno via a giugno, ipoteticamente, parlare di cosa ci potremmo andare a guadagnare e cosa non ci potremmo andare a guadagnare e fare anche un calcolo approssimativo su quanto questo potrebbe giovare o non giovare alle casse del Cagliari. Secondo me è un argomento interessante perché purtroppo non mi andava di fare notizie su calciomercato, fare il mercato che farei, perché per farlo sinceramente io vorrei aspettare di sapere prima qual è l'allenatore. Però c'è anche un'altra cosa che vorrei fare, che ho fatto tempo fa e vi voglio rinvitare a darci un'occhiata. Vi faccio vedere un po' qua. Ragazzi, è uscito il Kickstarter di Pokégol. È uscita anche la demo pubblica. Il Kickstarter di Pokégol lo troverete qua sotto nei commenti.
ci sono vari tipi di aiuti che voi potete dare, basta anche €1, però mi raccomando, facciamo sì che questo progetto prenda luce, perché è un progetto veramente geniale, fantastico e soprattutto tutto made in Italy, quindi è, è giusto che abbiano il loro premio, anche semplicemente divulgare una storia, far vedere ad altre persone che questo progetto esiste, che sta per vedere la luce. Facciamo in modo che quante più persone possibili vengano a conoscenza di Pokégol, che è un gioco veramente fantastico. Per chi non lo sapesse, è un'esperienza simil Pokémon, ma al posto dei Pokémon ci saranno i giocatori di Serie A. Le mosse saranno delle azioni più o meno inerenti al calcio. Ragazzi, cioè, è veramente bellissimo, è spettacolare. Vedete qua per esempio Marusic, Mazzari si presenti all'Allianz Stadium. Ci saranno praticamente quasi tutti giocatori di Serie A. Vedete per esempio addirittura Cottonali, ma qua gli hanno messo la mossa visionario, che è una mossa di regia. Vedete che i tipi sono stati sostituiti, per esempio questo non è folletto perché il colore è quello del folletto, ma è regia e mediano. Regia, trequartista, mediano, regia, è veramente fantastico. Io ho provato per poco purtroppo la demo e è veramente tanta roba, divertente. Io vi consiglio, vi lascio tutti i link qua sotto in descrizione, andateci a dare un'occhiata perché merita tantissimo e chi ne ha la possibilità li possa sostenere con il Kickstarter, perché è fondamentale che questo progetto venga alla luce. Detto questo, andiamo a vedere chi andrà in scadenza quest'anno e non sono pochissimi i giocatori. Abbiamo Aresti. Aresti ha 38 anni. Io, per ovvi motivi, anche visto il valore, ovviamente non gli andrei a rinnovare. Cioè, potrei pure rinnovare il contratto per tenerlo come terzo portiere, ma mi sembrerebbe veramente un po' ingeneroso, per quanto sono sicuro che comunque a lui faccia molto molto piacere. Però a 38 anni secondo me uno spazio relegato come terzo portiere non se lo merita. Io ce lo vedo molto di più magari ad essere il portiere titolare con l'Olbia in Serie D, come ho detto anche nel video del pagellone. Mi dispiacerebbe tantissimo se decidesse di... magari anche di sua spontanea volontà lo decide, però mi dispiacerebbe se rimanesse a fare il terzo portiere, perché io penso che si meriti di più. Quindi non lo so, staremo a vedere. Alla fine stiamo parlando comunque di un ruolo non così importante, facilmente sostituibile. È un ruolo che è un giocatore che difficilmente vedrà la luce del campo, quindi staremo a vedere come agirà il Cagliari in questo senso. Però una cosa più importante, un giocatore un po' più importante invece se ne andrà, che è Mancosu, che secondo me in Serie B è stato molto importante. Quest'anno se ne è sentita la mancanza, perlomeno io l'ho percepita, perché è un giocatore con un'estrema visione di gioco, con un piede fantastico e ed è mancato in alcuni frangenti della stagione. Poi sicuramente quando il Cagliari va male, purtroppo o per fortuna non abbiamo una rosa che va ad esaltare il singolo, quindi sicuramente anche Mancoso non avrebbe brillato, però magari qualche partita ci avrebbe aiutato a risolverla. È un trequartista di 35 anni, l'età è quella che è. Io però come sostituto potrei anche farci un pensierino, ammesso che comunque tu mi vai a modificare tutto il resto della rosa. Non è male, perché Mancoso non è male, però qui bisogna anche capire come vorrà agire il Cagliari, cosa vorrà fare e i nomi su cui vorrà puntare, soprattutto l'allenatore, perché secondo me tutto dipende da quello. È un buon trequartista, però ricordiamoci sempre che ha 35 anni e che sta andando a scadenza. Quindi se lo si vuole rinnovare, per come la vedo io, bisogna farlo soltanto
per tenerlo come panchinaro, come turnover, perché una stagione in Serie A da titolare dubito fortemente che possa farlo. E poi, come sto dicendo da prima, bisognerà vedere anche chi sarà l'allenatore, perché se sarà un allenatore che gioca con il 4-3-3 e gioca con le ali, diciamo che Mancoso mi diventa abbastanza inutile. Discorso più importante invece per Pavoletti. Stanno girando parecchie voci su Leonardo, sembrerebbe che si possa arrivare ad un rinnovo di un anno per il toscano. Io non sono d'accordo. Non capisco il senso di rinnovare il contratto a Pavoletti. Ok, è l'attaccante che ha fatto più gol quest'anno nonostante abbia giocato meno partite di tutte. Assolutamente sì. I suoi gol sono stati importantissimi. Assolutamente sì. Ma stiamo parlando di un giocatore alla soglia dei 36 anni, perché a novembre farà 36 anni, che non ti garantisce titolarità, non ti garantisce integrità fisica, non ti garantisce il numero di gol sufficienti per poter rimanere anche solo nelle gerarchie. E per carità, assolutamente riconoscente a Pavoletti per tutto quello che ha fatto, però qui stiamo parlando di un Cagliari che ha bisogno anche di rimodernizzarsi, di cambiare. E tenerci ancora Pavoletti, secondo me, ti porta nella direzione opposta. Quindi io non sono assolutamente d'accordo. Io mi auguro che non sia vero. Lo so, non mi è mai piaciuto Pavoletti, ma questo discorso lo sto facendo proprio in maniera analitica. Sono i dati e sono i numeri che mi dicono che, secondo me, cioè, sono i numeri che dicono che tenere Pavoletti sarebbe controproducente. Poi, ovviamente, nel caso dovesse rimanere, mi auguro di essere smentito. Però faccio fatica a pensare che possa ancora essere l'ago della bilancia. Non lo so, sono curioso di sentirvi a voi su Pavoletti, perché potrebbe essere un argomento abbastanza divisorio. Viola. Viola invece, anche qui, poi tra l'altro, vedete pure l'età dei coinvolti. Già stiamo a 4 over 30. Viola, qui viene segnato come centrale di centrocampo quando in realtà così non è, perché è un trequartista. Io ce lo vedrei bene come mediano, però semplicemente per il fatto che al mediano non viene richiesto di avere quella velocità che Viola non ha. Quindi per questa caratteristica ce lo vedrei bene come mediano. Come centrocampista centrale non mi sentirei così sicuro a farlo giocare, idem con Patate come trequartista. Anche qui stiamo parlando di uno che ha 35 anni. Qua sono segnati 34, ne ha 34 al momento, ma a ottobre ne aveva 35. Ha un piede sinistro eccezionale, ma secondo me ci sono giocatori giovani che hanno piedi altrettanto buoni e potrebbero potenzialmente venire a Cagliari e andare a sostituire Viola. Mi dispiace, anche per lui un enorme grazie per quello che ha fatto quest'anno, perché se non fosse stato per lui dubito che ci saremmo salvati. Però non possiamo stare qui a mandare avanti gente soltanto per ringraziarli. Non può funzionare così, perché si arriva ad un certo punto in cui è fisiologico e necessario che le strade si debbano dividere. E secondo me questo è anche il caso di Viola. Poi, come ho detto nel video, a me non dispiacerebbe tenermelo come, come sostituto, come giocatore che ti entra a partita in corso per cercare di sparcartela. Però alla fine poi cosa cambi? Non cambi più di tanto a livello di rosa, quindi quest'anno se vogliamo veramente cambiare bisogna secondo me stravolgere un po' tutto. Quindi anche per lui con un discreto malincuore devo dire, ma non andrei a toccare assolutamente nulla. Penso che anche qui sia arrivata l'ora di salutare Viola. Mi auguro per il suo futuro che possa trovare una squadra in cui riesca a fare bene quanto abbia fatto a Cagliari. Tra l'altro è stato molto più incisivo in Serie A
piuttosto che in Serie B, e in Serie B ha ricevuto parecchie critiche Viola. Di Petagna ne abbiamo già parlato adesso, stiamo parlando di un classe 95 che tornerà a Monza, scelta giusta e legittima. Nandez non serve che io aggiunga altro, va benissimo così. Gaetano ha già salutato i tifosi su Instagram, tra l'altro c'è stato anche un po' di scandalo per il messaggio che ha pubblicato, perché a quanto pare all'inizio il messaggio conteneva anche le emoji con il naso lungo alla Pinocchio, che potrebbe stare a significare tantissime cose, banalmente che tutto quello che ha scritto di ringraziamento per noi tifosi era una grande cazzata, però potrebbe anche essere un'allusione alla sua esultanza, che è quella così. Non lo so, sinceramente mi interessa poco. A livello calcistico è un giocatore fenomenale, mi dispiace che lui non possa rimanere. Di questo me ne dispiace veramente tanto, perché nonostante non abbia fatto tantissimo, perché nelle ultime partite è un po' mancato effettivamente Gaetano, però è quel giocatore così poliedrico là davanti che ti permette di avere una certezza. Tu sei sicuro che comunque in qualche modo lui si renderà pericoloso. Alla conclusione, al dribbling, è veramente eccezionale. Se voi calcolate che l'anno scorso, se non mi sbaglio, no, forse quest'anno è stato l'effettivo primo anno di Gaetano in Serie A. Non so se l'anno scorso abbia già giocato con Napoli, non me lo ricordo. Comunque l'impatto con la massima serie è stato più che positivo, però è pur sempre un giocatore del Napoli, tifoso del Napoli lui, quindi figuriamoci se sarebbe rimasto. Mi dispiace perché io sinceramente 5 milioni o qualsiasi cifra mai si chiesto al Napoli l'avrei messa a chiusocchi sul tavolo. Su Shomurodov girano delle voci che a me preoccupano, e manco poco, perché sembrerebbe che se la Roma fosse disposta a fare uno sconto sul riscatto, il Cagliari potrebbe fare questo esborso economico. Ora, su quali basi? Qual è la motivazione che ti spinge, dopo l'annata che ha fatto Eldor, a voler puntare su di lui? È una domanda sincera la mia, perché mi sembra veramente allucinante, anche andando a vedere i gol fatti contro la Salernitana, e mo non mi ricordo quello contro l'Inter, però quelli con la Salernitana, quanti meriti possiamo dare effettivamente a Shomurodov per il fatto di aver segnato quei gol? Cioè, io non riesco a capire effettivamente cosa abbia portato la società Cagliari Calcio a poter tenere in considerazione l'idea di poterlo riscattare, chiedendo anche uno sconto alla Roma. La Roma, secondo me, te lo accetta subito lo sconto, perché non vede l'ora che de cacciarlo de casa a questo. E solo noi siamo i pazzi mentali da dire riscattiamo Shomurodov. Non riesco veramente a capire il motivo di tutto questo e il senso, su quale base, su quale criterio. È assurdo. Io non penso che riuscirei a sopportare un altro anno con Shomurodov. Gli voglio bene, mi ci sono affezionato, ma a livello calcistico eh, ha fatto un anno buono a Genova, ma lì si è fermato. Io direi anche basta. Anche basta con Shomurodov, perché non si può, non si può. Mentre di Oristagno ne abbiamo già parlato a più riprese, a quanto pare sembra che possa rimanere a Cagliari, di questo sono contento. Tra l'altro giocatore mancino da far giocare a fascia invertita, non sarebbe male, non sarebbe male. Comunque, come abbiamo visto, e mi rimetto a tutto schermo, la maggior parte dei giocatori che andranno via occupano la zona del campo offensiva, e questa è una cosa positiva secondo me, perché il problema più grande che ha avuto il Cagliari quest'anno, oltre alla fase difensiva, è stata la fase offensiva, la fase realizzativa. Quindi sparigliare tutto, cambiare tutte le carte in tavola e cercare di
costruire un reparto offensivo che sia in grado di essere pericoloso nel concreto può soltanto portare vantaggi, ma abbiamo bisogno di di un'effettiva ristrutturazione. Deve cambiare veramente tanto, deve cambiare tantissimo. Quindi bisogna valutare con estrema attenzione i nomi da andare a prendere, che non devono essere necessariamente grandi nomi, ma devono essere giocatori funzionali a quello che è il gioco dell'allenatore. E questo non lo sto dicendo io adesso, lo stiamo dicendo tutti noi da anni. Quindi staremo a vedere come il Cagliari gestirà la situazione dei parametri zero e del calciomercato. Però ricordiamoci sempre che tutto dovrà passare dalle mani dell'allenatore. Io mi auguro che l'allenatore abbia voce in capitolo, mi auguro che sarà lui a gestire il calciomercato, mi auguro che sarà lui a dire i nomi dei giocatori che andranno presi e mi auguro che la società si adoperi in tale senso, visto che negli ultimi anni questa cosa non mi sembra ci sia stata più di tanto. Comunque, detto questo, ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. E detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella.